Sicuramente è una situazione che ci ha colpito enormemente, ha colpito tutta la comunità perché era una persona molto conosciuta tra i suoi coetanei, tra i giovani di Marcon. Non c'è voluto molto a Marcon per capire che Mohamed Gueye, l'uomo a cui viene attribuita la responsabilità di avere stuprato una ragazzina di 15 anni a Jesolo, altri non era che Mario, pseudonimo col quale nella cittadina dell'entroterra veneziano il 26enne lo si individuava. Mario per la somiglianza con Mario Balotelli, ex attaccante dell'Inter. È una notizia che ha scioccato i suoi coetanei, spiega il sindaco Matteo Romanello. A Marconna il 26enne ha vissuto per diverso tempo, almeno fino al 2015, in una villetta a Schiera in via Don Bosco, dopodiché l'ufficio anagrafe ha proceduto alla sua cancellazione. È stata data la cancellazione della residenzialità in quanto non era più reperibile, non abbiamo più avuto riscontro di dove potesse essere domiciliato. In quella casa vivono la sorella con il marito e i figli. Viene da pensare che per lui abbia abitato o Mur abbia dichiarato la residenzialità dalla sorella per una questione proprio di familiarità. A Marcon c'è poca voglia di parlare, chi lo fa stigmatizza la vicenda orribile di cui è stata vittima una ragazzina di 15 anni. Fa effetto, ma non ci si può fare nulla. Chi può fermare la cosa lo bloccano nel nascere, pertanto ci troveremo sempre questa gente per casa. Io penso che sono cose dettate da persone che non hanno un'intelligenza, una maturità e un insegnamento, un'educazione soprattutto. E spero vivamente che questo ragazzo paghi per quello che ha fatto. Tapparelle abbassate in via Don Bosco, non me la sento di parlare, ci dice il nipote, il cui padre è cuoco in un ristorante a Mestre. Al Corriere del Veneto ha detto di sperare che lo tengano dentro e che buttino la chiave. Siamo rimasti veramente colpiti per la tipologia e le modalità utilizzate. Auspichiamo insomma che la legge faccia il suo seguito e sia ben presto assicurato alla giustizia.